E vai, vittoria importantissima, 2-1 a Benevento, riscatto Napoli dopo la sconfitta con il dentifricio. Il Napoli oggi ha fatto vedere la sua qualità, ha messo la sua qualità in campo, specialmente nel secondo tempo, perché il primo tempo abbiamo trovato difficoltà a trovare il gol, a trovare le misure per il gol, anche un po' di sfortuna, perché mettiamoci anche i due legni del Napoli, la traversa di Manolas, il palo esterno di Lozano, Osimhen che non la riesce a buttare in porta nemmeno se gliela metti perfetta, nemmeno se lo paghi. È tanto importante che riesce a dare spazi agli esterni, perché anche se non segna fa segnare gli esterni. Ma ciao a tutti amici, da Napoli all'87, come si gode oggi? Segna Roberto Insigne sull'assist di Lapadula, sulla dormita difensiva del Napoli, perché il Napoli sbilanciato in avanti, Di Lorenzo fuori dalla posizione, Manolas deve occupare la posizione di Di Lorenzo, nella posizione di Manolas chi c'è? C'è Roberto Insigne che la butta dentro da solo. Lì erroraccio della nostra difesa e il Benevento passa in vantaggio. Il Napoli in quell'occasione ha sbagliato, però dopo il Napoli è stato molto ordinato, specialmente Bakayoko che oggi fa un partitone. Bakayoko oggi in mediana veramente ha fatto faticare i giocatori del Benevento. Se non fosse arrivato quel gol proprio sulla fascia, perché poi centralmente Bakayoko è stato un muro, così come Manolas, così come Koulibaly. Abbiamo avuto qualche difficoltà inizialmente, poi nel secondo tempo abbiamo visto il vero Napoli, un Napoli che con la voglia, con la grinta e con le occasioni che ha avuto, alla fine ha meritato la vittoria, perché il Napoli ha costruito tanto e non riusciva a trovare il gol, ci è mancato solo il gol, che anche Osimhen leva il pallone da solo sulla linea, cioè due pali, il pallone che va sulla linea dove Osimhen, cioè, a posto di buttarla dentro se la ritrova addosso, cioè è successo un po' di tutto. Alla fine ragazzi, il nostro capitano, il nostro magnifico Insigne che cosa fa? Che gol ti inventa ragazzi? Ma che cacchio di gol fa Insigne? Mammelo Carmen, sì mi viene da dire mamma del Carmine, questo mi fa uscire pazzi Insigne, che risponde al suo fratello con un gol della Madonna, guagliù, mamma mia, susciuto pa. E poi mio caro stregone, arriva il gol che non ti aspetti, dalla panchina Politano, assist per Petagna, tiro Petagnone e Petagna scaglia il Petagnone che fa male allo stregone e il Napoli vince 2-1 meritatamente in rimonta, nonostante un ottimo Benevento che quando partiva di contropiede qualcosa creava a questo Napoli, ci ha messo in difficoltà anche con l'occasione di Maggio sul colpo di destra. Il nostro ex voleva fare gol, ma stiamo a sentire a me non segnare con noi, segno con un'altra squadra, infatti così è stato, ma il Napoli è stata diciamo non concreta, perché ha avuto tante occasioni, è riuscita a buttarne dentro solo due, però alla fine due gol che valgono la vittoria. E niente, voglio fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto amici, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, dai, partenopei, oppure amici del Benevento, vi rifarete la prossima, sono sicuri che il Benevento si salverà, questa è una squadra con i controcoglioni. Mio caro amico stregone, hai visto che gol ti ha fatto Petagnone? Ha scagliato la Petagna e ti ha fatto male lo stregone. Buona serata a tutti amici, da Napoli 87 e forza Napolese!